Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della salute. Staremo insieme fino alle 14:30, affronteremo il tema degli sbalzi d'umore, perché con il cambio di stagione, l'arrivo della primavera, ci possiamo riscoprire rinnovati, risvegliati, energici e perfino euforici, ma anche all'opposto, e dunque insomma molto pigri, stanchi, nervosi e addirittura sottotono. Ne parliamo quest'oggi in compagnia del mio ospite. In studio con me c'è il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Ben trovato nei nostri studi, dottore. Buongiorno a tutti. Allora, dottore, sembra banale chiederglielo, ma siamo davvero così tanto in balia dei cambi di stagione? Tendenzialmente diciamo che siamo un essere vivente che, come altri mammiferi, interagisce molto col clima e l'ambiente, e quindi in particolare poi l'essere umano, da un punto di vista non solo di tutta la regolazione ormonale e di tutto ciò che già conosciamo molto bene rispetto a una serie di altri esseri viventi, l'essere umano ha una particolarità che è dovuta da una parte del nostro cervello, che è l'amigdala, e quindi tendiamo ad assegnare un significato, e questo significato ha poi un'espressione anche emotiva, e quindi assegnare un significato agli eventi significa anche entrare un po' nella ciclicità di ciò che gli eventi meteo piuttosto che la stagione ci suggeriscono, e quindi secondo un po' la nostra predisposizione, piuttosto che aspetti genetici o aspetti proprio della nostra esperienza, ecco che si crea una vera e propria sensibilità a ciò che accade intorno a noi e al nostro ambiente, che quindi poi viene a sua volta memorizzato. La memoria è un'area cerebrale che sta proprio vicino all'amigdala, quindi una assegna un significato e l'altra memorizza, e quindi si crea poi una sorta di aspettativa ed abitudine che generalmente chiamiamo esperienza, un'esperienza ciclica, e quindi ciascuno di noi può dire ma per me la primavera è un momento di grande risveglio, piuttosto che di timori, piuttosto che l'estate mi piace, mi dà fastidio, e ciascuno poi con la sua declinazione. Ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo in diretta e potete chiamarci, il numero lo state vedendo ed è lo 0422 1628 332, se anche voi insomma avete provato, state provando qualche piccolo sbalzo d'umore, qualche insomma caratteristica diversa dal solito e volete raccontarcelo, insomma siamo qui anche per ascoltarvi. Dottor Canil, noi ci eravamo visti proprio in questi studi poco prima delle festività natalizie, raccontando quanto anche il Natale e le festività possano influire appunto sul nostro umore. Oggi ci ritroviamo qui per parlare di primavera, no? Dicevamo un risveglio, un cambio di stagione che è un periodo di transizione un po' particolare, un po' per tutti, specie per le persone che hanno qualche fragilità, e quindi si può diventare un po' più ansiosi, un po' più nervosi. In chi lo è già, o anche chi tendenzialmente è abbastanza tranquillo, può riscoprirsi insomma con queste caratteristiche in questi periodi dell'anno di transizione? Allora, in linea di massima diciamo che chi ha delle fragilità tendenzialmente poi le manifesta appunto con la ciclicità che si diceva prima, no? È curioso come già diciamo la medicina dell'antica Grecia individuava dei diversi periodi e tempi dell'essere umano, no? Allora c'era il tempo lineare, che è quello della continuità, e il tempo circolare, no? Quello che poi Freud ha chiamato la coazione a ripetere, e quindi il tempo circolare è quello in cui noi riviviamo in modo più o meno simile la nostra ciclicità. Lì dove c'è una fragilità sicuramente possiamo attenderci in modo abbastanza sicuro che tende a ripetersi fin quando non avviene una qualche perturbazione nella nostra vita e quindi un qualche cambiamento. Però tendenzialmente, diciamo, ciascuno segue un po' quello che è il suo andamento spontaneo. Lì dove non c'è una fragilità e non interviene qualcosa che va a turbare, diciamo, il nostro umore, le nostre esperienze, probabilmente non accadrà nulla. Tanto più, questo è dimostrato da molte ricerche interessanti, no? Tanto più la nostra esperienza, soprattutto quella infantile, no? Perché
è pregnante perché è quella che poi determina molto il nostro stile. Quindi tanto più quella è sicura ed è avvenuta in un modo sereno, e tanto più possiamo attenderci che avremo davanti un adulto che ha una sua continuità, una sua serenità e non incorre particolarmente in inciampi dal punto di vista psicologico, psichiatrico, psicopatologico. Certo, le stavo proprio appunto per chiedere quanto le esperienze infantili e quindi quelle che abbiamo vissuto quando eravamo piccoli possono influenzarci anche da questo punto di vista. Hanno una grande influenza perché è un periodo molto particolare, soprattutto i primi 3 anni di vita sono particolarmente importanti perché danno un po' le direttive. Addirittura qualche esperto del settore suggerisce che diano il via a un certo sviluppo delle nostre aree cerebrali, e quindi potrebbe fare una grossa differenza sul cambiamento delle proporzioni. Quindi non lo so, ad esempio lo stimolare o meno il senso di paura in un bambino può portare a delle differenze che diventano persino anatomiche, ma qua insomma sulle neuroscienze abbiamo ancora moltissimo da fare, ma è interessante però trovare queste piccole conferme che poi verranno sviluppate. Sicuramente l'ambiente familiare, che è il nostro micromondo nel quale impariamo a conoscere non solo gli aspetti esterni a noi stessi, ma anche proprio noi stessi, perché nell'ambiente familiare funziona un vero e proprio rispecchiamento in cui impariamo a comprendere come siamo noi in base alle reazioni della mamma, del papà, delle figure genitoriali o comunque di accudimento, che possono anche non essere genitori. In base a questo feedback, a questa risposta che abbiamo dal nostro ambiente relazionale, impariamo quali sono le nostre caratteristiche. Ecco che se abbiamo un ambiente particolarmente ostile oppure che ha dei tratti in cui tende ad essere troppo aggressivo piuttosto che colpevolizzante, lì si crea una sorta di fragilità che però tendenzialmente verrà portata avanti per un lungo tempo. Diventa una sorta di tratto stabile e costituzionale della persona. Caratteristiche che, insomma, diciamo così, i più piccoli magari respirano nell'ambiente familiare, che poi tendono anche un po' a ricreare, ad emulare nella propria vita. Sì, assolutamente sì, addirittura ci può essere poi la tendenza a passare da, uso un termine forse un po' troppo forte, ma diciamo da vittima a persecutore, no? E quindi quello che io ho subito da bambino, che è diventato un evento stressante, in realtà lo vivo come vittima, ma poi nell'età adulta rischio di avere una sorta di slot e quindi passare all'essere anche poi l'attore di quel tipo di violenza, disagio, qualsiasi cosa, diciamo, sia dalle piccole alle grandi sfumature. Molte persone, così nelle discussioni comuni, dicono adesso che sono genitore, adesso che ho un ruolo lavorativo, mi riscopro simile al papà, alla mamma, alla figura che mi accudiva, e quindi quello è già un segnale che insomma accumuliamo, passiamo da una posizione passiva e poi diventiamo attivi in quella stessa caratteristica. E spesso se ne prende anche coscienza, no? Con il passare del tempo. Per forza di cose, sì. Mi sembra però importante sottolineare, insomma, tornando agli sbalzi d'umore e in che modo la primavera o i cambi di stagione influenzano il nostro umore, che insomma chi ne soffre non è pazzo o squilibrato, fa parte insomma un po' della normalità delle cose. Assolutamente sì, fa parte, userei un termine ancora più evoluto, fa parte della naturalità, perché noi comunque interagiamo con l'ambiente e questo è fondamentale, no? Citiamo anche semplicemente tutte quelle aree del mondo in cui magari c'è un clima particolare e vediamo nella statistica psichiatrica come quel clima particolare va a influenzare poi i comportamenti delle persone, oltre ai fattori culturali, eccetera, eccetera. In negativo e anche in positivo. E anche in positivo, ad esempio ci sono culture dove c'è anche un aspetto positivo, la solarità, l'apertura, sicuramente,
altre culture in cui magari la mancanza di ore di sole piuttosto che altri fattori induce un certo tipo di comportamento che poi diventa un fattore culturale e diventa poi uno stile educativo. Quello stile educativo tendenzialmente poi viene trasmesso da una generazione all'altra a cascata. Ecco, diciamo che insomma la primavera è uno dei periodi dell'anno un po' più potenti, potremmo dire, perché insomma c'è questa filosofia all'insegna del rinnovamento, della vitalità e della speranza. Lei ha detto interazione con l'ambiente. Sì, in primavera ad esempio cambiano alcune condizioni ambientali come la luce e la temperatura, e queste però entrano davvero in stretta relazione con la biologia umana e quindi con le nostre caratteristiche individuali, come ad esempio la produzione della serotonina. Produzione della serotonina, che è uno degli argomenti che in ambito psi, quindi psicologico, neuropsicologico, psichiatrico, ha sempre un grande apporto di interesse, perché va a regolare, oltre a vari fattori diciamo endocrinologici, anche proprio l'umore, la visione positiva dei fatti, l'ansia, ed è anche un fattore protettivo, diciamo un sufficiente livello di stabilità di serotonina rispetto a disturbi un po' più gravi come possono essere gli attacchi di panico. Ebbene, nella primavera chiaramente ci sono una serie di comportamenti diversi, sia dovuti proprio all'ambiente, ma anche nella generalità, come dire, dobbiamo scomodare un po' l'aspetto della psicologia sociale, perché in alcune persone il fatto che ci sia una sorta di risveglio anche nella socializzazione, nell'uscita per trovarsi all'aperto, piuttosto che la ripartenza di alcune attività all'aperto, in chi ha una fragilità che riguarda una sorta di disagio con se stesso, che può essere corporeo, relazionale, ma comunque in generale diremo persone che non hanno un buon rapporto con se stesso, gli accade che c'è un momento di crisi, e quindi vedere che il mondo in qualche modo fiorisce, come avviene appunto nella biologia, nella natura, diventa un tema negativo, perché la persona si trova in difficoltà e non può, sente di non poter accedere e partecipare a quella socialità. Ecco che una depressione di tipo stagionale piuttosto che un disturbo dell'umore lì potrebbero avere una consistenza un po' più importante. Mal di primavera, lo chiamano anche così, ma quanto è diffuso, dottore? E possiamo tracciare una sorta di preponderanza femminile o maschile, o insomma si eguagliano un po' nell'insorgenza di queste piccole caratteristiche e sbalzi d'umore? Possiamo dire che in tempi recenti si stanno quasi eguagliando, se guardiamo dall'aspetto di genere, e quindi anche dal punto di vista maschile sembra esserci una certa sensibilità. Poi qua bisognerebbe capire meglio se è diciamo una liberalizzazione, un legittimare il fatto di dire non mi sento bene, non mi sento a mio agio, oppure è davvero un aumento, diciamo, dell'incidenza di questo disturbo anche sul genere maschile. Qua è un po' da leggere i dati sul lungo termine per avere un'esperienza adeguata rispetto al decifrare questo. È abbastanza diffuso, diciamo, ovviamente sappiamo già che lì dove c'è una fragilità questo può accadere, quindi vale la pena creare una vera e propria anche prevenzione, cioè le persone che sentono di avere dalla piccola crisi fino a una vera e propria ricaduta in un qualche disturbo di area psicopatologica, io dico è bene provare a pensare già ad una profilassi, diciamo così, e quindi provare a occuparsene prima, in modo da non raggiungere mai un livello troppo profondo di sofferenza. Sbalzi d'umore che, insomma, dobbiamo dirlo, spesso e volentieri vengono associati al genere femminile, no? Indipendentemente dalla stagione, dalla primavera, ecco. Però mi sembra di capire che anche il sesso maschile spesso si trova di fronte appunto a queste piccole
problematiche, ecco. Sì, chiaramente sì, anche il genere maschile, poi insomma sappiamo essere anche biologico, cioè il testosterone che è l'ormone prevalente nel genere maschile tende a dare un tipo di stabilità a livello di umore che è diversa da quello degli estrogeni, eccetera. Quindi c'è una ragione di quel tipo, un'altra ragione è ovviamente la sensibilità, ma quello che conta moltissimo a quanto pare è l'esperienza, quindi il tipo di vissuto che una persona ha. E un buon vissuto, diciamolo sempre, ricordiamolo, può scavalcare qualsiasi aspetto biologico, diciamo, perché la nostra esperienza determina il senso che ha per noi le cose. Quindi possiamo trovare ad esempio persone che sentono magari qualche malessere in primavera, ma con un ottimo vissuto alle spalle, una buona esperienza in famiglia, fanno fronte e vanno avanti, non ci fanno caso. Altre persone che magari addirittura in assenza di qualche sintomo vero e proprio tendono già a preoccuparsi, quindi cominciano sostanzialmente a star male sul piano della sofferenza, del pensiero. Vediamo se possiamo dare una risposta anche a una telespettatrice che ci ha scritto da casa e appunto ci scrive: sento il bisogno di iscrivervi perché praticamente da sempre quando inizio una discussione o un litigio con qualcuno mi sale l'ansia e non riesco a controbattere, inizio a confondere lettere e parole, sudo e non sono più capace di relazionarmi con le persone. Accade anche questo. Che cosa possiamo rispondere? Che indicazione possiamo dare? Allora, è un po' un rebus con così pochi elementi, però diciamo questo: quando si verifica questo tipo di reazione nella persona è perché probabilmente c'è un timore nel far valere la propria opinione. Qui, con altissima probabilità, abbiamo un timore, che forse è anche traumatico, ma qua bisognerebbe chiederlo alla persona, del perdere l'altro, e quindi questa probabile esperienza che può aver fatto in ambito familiare, adesso stiamo mettendo molta carne al fuoco, ma in genere è così, un'esperienza che diventa traumatica perché nel ribattere, nel far valere le proprie idee si entra in contrasto e si ha il timore di perdere l'altra persona, quindi il timore di perdere una relazione. Ecco che in quel caso si comincia a sviluppare e a cementare una personalità che tendenzialmente subisce, e potrebbe essere il caso di questa persona. Quindi qua l'indicazione è sicuramente di andare in modo un po' introspettivo a vedere qual è l'esperienza per poi capire come correggerla, perché se c'è il timore dell'abbandono è abbastanza chiaro che non possiamo interagire in modo adeguato, non siamo assertivi, subiamo. Certo. Sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Abbiamo una prima telefonata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno dottoressa, saluto a lei e ai suoi ospiti. Sono Buongiorno. Sebastiano da Adono. Buongiorno Sebastiano. Non è la prima volta che chiamo, perché mi piace la vostra trasmissione. Io volevo appunto dire che secondo me comunque, oltre di avere dei dottori che ci curano, ci vuole anche, secondo me, un numero verde dove tu in caso se hai ansia o crisi o depressione, hai quel numero che ti dà un aiuto, perché non è facile. Io ho avuto purtroppo l'unico momento di depressione, cioè di ansia, l'ho avuto quando eravamo tutti chiusi in casa, e io ho avuto la fortuna, in un momento che stavo veramente malissimo, ho avuto la fortuna che ho dovuto chiamare il 113 per parlare un po' con l'operatore, perché parlare con gli amici di alcune cose ti sembra come se sei non so, stupido. Quindi ho avuto la fortuna di un operatore del 113 che mi ha dato conforto, mi ha fatto venire la macchina, mi hanno dato un aiuto. Quindi io volevo appunto sapere se riusciamo a mettere in Italia un numero unico, come che so, dove la gente ha dei problemi può chiamare. Insomma, per trovare qualcuno dall'altra parte del telefono che ci ascolta. Forse se io, magari sto esagerando, magari se sto parlando con lei è stato grazie anche a quel poliziotto che ha saputo prendere la mia chiamata ed è stato un professionista, e quindi a quel poliziotto io gli auguro tutto il bene del mondo e spero di un giorno poterlo incontrare e abbracciarlo.
La ringrazio dottoressa e mi scusi. Grazie a lei per la sua telefonata, Sebastiano. Ci siamo anche noi, se dovesse aver bisogno chiami pure il numero e noi la ascoltiamo volentieri. Ecco, insomma, c'è anche questo aspetto, un ottimo spunto, insomma, quello di trovare poi quantomeno telefonicamente qualcuno che dall'altro capo del telefono ci ascolta, ci dà un po' di conforto e si fa una chiacchiera. Non è una cosa da poco, soprattutto in una società che tende a prendere una piega di solitudine, no? Di individualità, di confezioni singole, tendiamo ad essere confezioni singole che hanno difficoltà a interagire pur essendo in molti, no? E quindi sì, capisco benissimo. Io credo anche esistano dei numeri dedicati, adesso non saprei dare riferimenti più chiari, ma sicuramente esistono e quindi invitiamo anche a chi desidera fare una piccola ricerca anche in rete e trovare insomma questi supporti. Ecco, il nostro telespettatore diceva appunto che durante specialmente il periodo della pandemia, del lockdown, tutte queste sensazioni, queste difficoltà si sono naturalmente intensificate. Anche nel tema che affrontiamo quest'oggi, cioè quello degli sbalzi d'umore nei periodi di transizione dell'anno e quindi nei cambi di stagione, questo c'entra, cioè che ruolo ha avuto la pandemia in tutto questo? Sicuramente la pandemia come dire, ha avuto un esito in un periodo particolare, ricordo anche proprio che c'era questa problematica di tutte le varie depressioni stagionali piuttosto che altri disturbi che hanno un andamento ciclico, che può essere la ciclotimia, il disturbo bipolare, i disturbi maniacali, e c'era appunto un po' la difficoltà perché c'era molto da fare negli ospedali e tutto era oberato e difficoltoso. Chiaramente aggiungere a tutto questo l'isolamento che si è dovuto fare ha messo in difficoltà un po' tutti e chiaramente lì dove c'è magari una predisposizione la difficoltà è raddoppia, tripla o di più. L'importanza del fare rete per l'essere umano è grandissima perché tendenzialmente siamo animali sociali. Lì dove non c'è una buona socialità in genere bisogna capire perché. Qualcuno dice è una mia scelta, bene, va assolutamente rispettato, però io dico magari dare un'occhiata e capire come mai è arrivato a quel tipo di scelta è sempre utile perché magari dietro c'è una ferita. Siamo animali sociali, abbiamo bisogno della relazione, abbiamo questo dono fantastico che è il linguaggio, che è il pensiero astratto che ci differenzia da altri mammiferi e se non lo usiamo stiamo male. Ecco, il suo punto di osservazione è un punto veramente interessante perché tra l'altro lei si è posizionato tra i primi psicoterapeuti in Italia, no? E quindi, come dicevo, il suo punto d'osservazione, riceve moltissimi pazienti anche dall'estero, è molto importante. Che direzione sta prendendo la nostra società? Guardi, rispetto agli studi universitari devo dire che tendenzialmente stiamo arrivando a quella che era un po' la previsione comunque dell'OMS, no? Quindi ci stiamo avvicinando un po' a ciò che è successo magari una ventina d'anni fa negli Stati Uniti, che sono un campione rappresentativo sempre importante, e quindi siamo una società che va un po' verso la solitudine e verso una sensibilità un po' troppo alta, a mio avviso, per la sofferenza di tipo psicologico. Credo sarà molto importante spendersi per creare delle buone situazioni che non facciano verificare insomma, un aumento ancora della sofferenza. Certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Giusy da Dosson. Buongiorno Giusy, era da un po' che non la sentivamo. Prego Giusy, ci dica pure. Allora, io penso che tu quando hai un problema da risolvere ti viene l'ansia, ti viene tutti i battimenti di cuore, di tutto e di più, perché l'ho provato anch'io. Lo stomaco ne risente prima di tutto. Allora si scatena il diavolo in te, si scatena il diavolo, devi risolvere il problema. E poi anche la solitudine è quella che porta molte
molte signore diversamente giovani come la sono io, che magari si abbattono perché hanno la famiglia, i figli escono di casa perché si sposano, rimangono soli, e quello è il problema. Se no bisognerebbe avere un fisico forte, una mente forte, di lasciar perdere queste cose qua. Ma chi ha figli li pensa tutti i giorni, magari perché non li vede poco. E questo è il discorso. L'ansia è quella, dottore, l'ansia ti viene per quelle cose perché hai dei problemi che non si risolvono mai. Vi ringrazio. Grazie Giusy. Le preoccupazioni quotidiane, no? Il tema della solitudine, come ci ha detto la telespettatrice, è anche il tema poi del fisico che ne risente, perché chiaramente lo stomaco è il primo, la testa, i mal di testa a soffrirne. Indubbiamente questi sono tutti i riflessi fisiologici per cui siamo predisposti, quindi il nostro corpo interagisce con le emozioni e con ciò che viviamo. Chiaro che ciascuno di noi ha una scala di preoccupazioni, quindi qualcosa che preoccupa molto la signora, magari l'aspetto familiare, i figli, potrebbe essere molto diverso per altri, quindi è anche difficile poi stabilire qualcosa di univoco, cioè una taglia unica che va bene per tutti. Io dico sempre, già la psicoterapia è un lavoro molto sartoriale perché è cucito su misura e spesso si scucisce e ricucisce da una seduta all'altra. L'essere umano poi è sempre unico, no? Possiamo trovare certamente dei temi comuni. Uno possono essere i figli, ma per la persona Mario Rossi, che lo citiamo sempre, può essere l'area lavoro, mentre l'area dei figli non lo è, piuttosto che per un'altra persona può essere a posto l'area familiare o relazionale, eccetera, ma magari il pensiero di un rapporto genitoriale che non è andato bene, quindi è molto soggettivo. Per l'ansia siamo comunque predisposti perché fino a un certo punto l'ansia è un segnale che ci attiva e va bene. Quando diventa quell'ansia patologica, quindi che ha una valenza clinica, che sviluppa dei sintomi che ci fanno inciampare tutti i giorni su questo, là sicuramente è il caso di intervenire e porre rimedio. Oggi effettivamente assistiamo da un aumento progressivo, insomma, di questi stati d'ansia, queste manifestazioni nelle persone? Tendenzialmente sì, io vedo non solo dai numeri, dalle ricerche effettuate, che siamo una società molto stressata già dal fatto che molte cose di ordine pratico nella nostra quotidianità vengono processate con complicazione e quindi siamo molto impegnati sul portare a termine alcuni compiti che abbiamo tutti quanti, quasi in modo indipendente, perché ogni lavoro, ogni situazione, ogni persona deve confrontarsi con questo. Quello che manca è il tempo personale, quello che manca è il tempo per annoiarsi, quello che manca è la possibilità di avere anche un tempo per pensare alle proprie cose, no? E questo anche è stato un effetto, ad esempio citando il lockdown e l'isolamento di prima. Cioè ci siamo trovati improvvisamente a non avere più il sedativo del lavoro, degli impegni, e quindi siamo stati costretti a pensare anche a noi stessi, magari in un modo ansioso perché ci sentivamo senza ponti verso gli altri, però ecco, questo ci deve far anche pensare che un tempo per noi va sempre conservato. E forse non ce lo ricordavamo e non eravamo più abituati. Non eravamo neanche pronti. Senta dottore, sono stati di ansia e di stress che, come abbiamo detto, possono coinvolgere anche i giovani, gli adolescenti, e qui insomma si manifestano anche con sintomi poi comportamentali. Sto pensando per esempio alla difficoltà nella concentrazione, alla difficoltà nel gestire anche l'impulsività. Sì, sicuramente i giovani è una delle categorie che anche stanno proseguendo questo post-lockdown
soprattutto per una necessità importantissima nell'adolescenza, no? Che è il confronto poi col gruppo esterno e col mondo, e quindi in alcuni casi si sono verificati su alcuni adolescenti dei disturbi dovuti proprio al discontrollo degli impulsi, ma anche di altro tipo. Non facciamo mai, diciamo, di un'erba un fascio, e quindi non possiamo mai dire qualcosa di troppo generico, però diciamo, ecco, questo è uno dei disturbi che sono stati riscontrati. Un altro è, ad esempio, abbastanza frequente sugli adolescenti che già avevano una personalità molto introversa e che hanno quasi prolungato l'isolamento, e quindi si trovano un po' nella difficoltà ora a risocializzare e a reimmettersi nel circuito della socialità tra adolescenti, quindi del confronto, dell'omologazione piuttosto che della diversificazione, tutto ciò che abbiamo anche noi fatto in adolescenza. Questo è un altro capitolo di cui ci stiamo molto occupando, tutti noi tecnici e non solo, e che però insomma merita sicuramente un'attenzione in più. Perché veramente la socialità e le relazioni sono state compromesse, no? Insomma, da questo isolamento prolungato, soprattutto nei più giovani, nei più piccoli. Questo sì, c'è chi appunto ha recuperato abbastanza bene, e chi si parla quasi di una sorta di hikikomori, no? Quella sindrome che abbiamo osservato principalmente in Giappone, ma che ormai ha un suo seguito purtroppo in tutto il mondo, in cui c'è un vero e proprio isolamento, ma addirittura anche dalla famiglia. Si chiudono in camera questi ragazzi e hanno un disagio molto profondo, un senso di colpa, e quindi questo isolamento diventa particolarmente sofferente. Può sfociare poi a lungo andare in disagi ben più complessi e importanti? In una piccola percentuale, ricordo, può cronicizzare, e quindi lo dovremmo prendere come un sintomo di una patologia che purtroppo sta evolvendo verso qualcosa di più importante. Però insomma stiamo parlando proprio di un puntino rispetto all'insieme. Tutti gli altri ragazzi che stanno soffrendo un po' questo isolamento prolungato vanno stimolati, vanno aiutati, le famiglie si stanno anche muovendo, devo dire, per consultarsi per capire in che modo risolvere la questione. Tutti i segnali e disturbi, anche insomma quelli dovuti agli sbalzi d'umore nei cambi di stagione, che per quanto possano essere passeggeri, perché no, dottore, lei lo sa, poi passano, sono temporanei, ma non vanno sottovalutati in qualche modo. No, vale sempre la pena prendere in considerazione, prendere coscienza, no? Essere consapevoli è già un grande punto di partenza. Anche il confronto con gli altri è un punto di partenza, perché rimettiamo in atto un po' quello specchiarci, e quindi avere qualche buona amicizia, qualche passione ci aiuta a tenerci anche attivi nel mondo, non solo dentro noi stessi. E quella è anche un'occasione per cui, se abbiamo diciamo dei dispiaceri piuttosto che delle difficoltà, lì diventa molto più probabile che anche qualcun altro lo percepisca e magari ci può venire incontro. Se cerchiamo tutti di essere una società che va incontro all'altro, potremmo dire che abbiamo raggiunto già un ottimo livello. Le leggo un'altra domanda che ci è arrivata tramite un messaggio dalla pagina Facebook di Antenne 3. E ci scrivono che è stato prescritto un antidepressivo, senza entrare nel merito chiaramente della situazione, non abbiamo elementi, ma questa persona ci scrive di essere preoccupata per gli effetti collaterali, che spesso sappiamo non sono indifferenti, e dunque ci chiede un consiglio su un po' l'utilità di proseguire con questa terapia o meno. Allora, l'utilità la fa chiaramente la diagnosi e la conoscenza della persona, quindi qua sicuramente c'è un collega psichiatra che ha prescritto la terapia, piuttosto che insomma, non so, un medico, può essere il medico di medicina generale anche, che avrà sicuramente usato dei criteri, quindi insomma mi sento di dire alla persona in fiducia che se c'è una prescrizione ha sicuramente un senso, non viene fatta a caso. Poi per quanto riguarda gli effetti collaterali,
bisognerebbe capire meglio che tipo di farmaco, eccetera. Diciamo questo, gli effetti collaterali si hanno anche su semplici farmaci da banco e quindi bisogna capire intanto se c'è una sensibilità particolare di tipo soggettivo, ma insomma se non c'è nulla in particolare in genere sono farmaci molto collaudati, anzi i miei professori a Padova appunto ci dicevano che tanto più un farmaco era vecchio e quasi quasi era un vantaggio perché era più collaudato. Infatti ci sono dei farmaci, ad esempio per la depressione, che sono di lunghissimo utilizzo, ma possono essere anche le benzodiazepine, ad esempio per i disturbi d'ansia, che in realtà ci hanno dato una lunghissima esperienza su quelli che possono essere effetti collaterali, ma insomma qua è un discorso che è giusto che la signora che ha chiamato o scritto possa rifare col proprio medico per avere tutte le sicurezze del caso. Se noi leggiamo i bugiardini sicuramente non dovremmo prendere neanche l'aspirina, certo. Perché insomma è a rischio di emorragia ad esempio, ma sono casistiche bassissime e che vanno valutate prima. Dal supporto farmacologico al supporto di integratori si sente sempre molto parlare di vitamina D, può essere davvero importante, può davvero avere un ruolo insomma, sostanzioso. La vitamina D ha un ruolo molto importante e diciamo è una di quelle come dire, di quegli argomenti che ultimamente vengono molto messi in evidenza soprattutto per noi tecnici. Ecco, quindi diciamo in generale questo, è opportuno sempre andare a misurarla magari quando si fa un controllo, un esame del sangue anche generico, perché no? Tendenzialmente in Occidente siamo tutti carenti, ma un buon livello di vitamina D sicuramente è un'ottima base per costruire poi anche un buon umore. Interagisce ovviamente, lo sappiamo, con tutti gli osteociti, quindi la parte scheletrica nostra, ma anche col funzionamento di determinati organi e soprattutto il cervello ne ha bisogno della giusta quantità. Quindi insomma può essere un supporto valido, ecco. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, qualche minuto e poi torniamo ancora in diretta, tra poco. Ben ritrovati nuovamente in studio, in diretta, torniamo a parlare di sbalzi d'umore, quindi come affrontare al meglio la primavera con energia e buon umore. Abbiamo subito una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buonasera. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno. Allora, parla un papà che non vorrei fare il nome, fa riconoscere il figlio poi. Non si preoccupi, prego, ci dica pure. Allora, volevo sapere se ci sono degli professionisti o quant'altro nelle scuole che aiutano un po', ma non la scuola proprio come la scuola singola, ma in generale, diciamo, che aiutano questi figli che semmai sono isolati o hanno avuto problemi col Covid o altro, magari anche perché magari sono in classe messi da parte, se ci sono dei professionisti, se c'è qualcuno dove un genitore può appoggiarsi. Solo questo. Grazie per il suo spunto, anche questo ottimo, no? Perché sono situazioni che soprattutto nelle classi si verificano, no? Assolutamente sì, è previsto penso in tutti i livelli scolastici, addirittura so esserci anche dei professori, adesso non ricordo il nome specifico, ma che hanno una formazione proprio per riuscire a individuare eventualmente i casi di bambini, adolescenti o ragazzi in difficoltà, e alcune scuole hanno anche proprio il servizio di psicologia scolastica e di individuazione di situazioni di fragilità che insomma vedo che funzionano in rete. E poi lei stesso, dottore, si occupa anche dell'età evolutiva, no? Mi occupo dell'età evolutiva, sì, e anzi è un'ottima cosa il fatto che ci sia una collega che si occupa proprio in loco nelle scuole di questo, che hanno degli orari, hanno degli sportelli, sono molto ben organizzati, in modo che ci si parla poi direttamente anche tra colleghi, oltre al confronto con gli insegnanti. Però sì, questa è una cosa che esiste e vedo che funziona.
insomma. Certo, ed è un servizio importante. Tornando appunto alla primavera, ai cambi di stagione, ci dà qualche consiglio insomma, per poter reagire al meglio? Che cosa possiamo insomma, fare per mantenerci energici e con il buon umore? Allora, sicuramente partiamo insomma, dalle persone che stanno bene, semplicemente quello di sfruttare la stagionalità per fare le attività che magari possono essere utili, quindi movimento fisico sul quale molto si punta come forma di prevenzione e come qualità di vita. Le persone più fragili, provare ad entrare in contatto con gli altri è un piccolo sforzo ma può fare molto la differenza. Provare sicuramente a stare un po' di più alla, chiamiamola così, luce del sole, non solo per l'assorbimento della vitamina D, le indicazioni sono di mezz'ora al giorno, ma anche proprio perché questo implica che siamo in una rete, quindi prima o poi salutiamo qualcuno per strada, incontriamo qualcuno che conosciamo, oppure abbiamo la possibilità di creare una rete di supporto, di relazioni, questo è importante. Poi insomma se qualcuno vuole anche affrontare il cambio stagione con l'integrazione oppure diciamo questo anche in casi più gravi, proprio rivolgersi agli specialisti, è meglio sempre farlo prima, sapendo che magari una persona ha già acquisito l'elemento che gli dice che in quel cambio stagione può andare in difficoltà e quindi la prevenzione è sempre, ha sempre uno scalino qualitativo maggiore, perché si può agire prima. Il primo passo è anche quello insomma, di prendere coscienza che si sta vivendo insomma, questa condizione e accettare anche i sentimenti un po' negativi, no? E affrontarli. Attenzione che l'essere umano non è stabile come una linea retta, l'essere umano ha una sua fluttuazione e questo è normale. Quando la fluttuazione ha picchi troppo alti o troppo frequenti, allora lì cominciamo ad avere un malessere. Certo, si sente sempre parlare di insomma, tecniche di respirazione, possono anche queste essere utili per aiutarci un po' nei momenti un po' più di ansia e di stress in cui ci sentiamo sotto pressione? Certamente sì, tecniche di respirazione, ne esistono moltissimi tipi, vengono proposte dalle scuole di yoga piuttosto che da anche colleghi, quindi sono tutte valide perché sono un elemento, sono una soluzione che io posso attuare subito, la posso imparare in modo autonomo e quindi è sempre spendibile in un modo semplice, quindi perché no? Anche, non lo so, tenere un diario di quelle che sono le sensazioni che proviamo e quindi mettere nero su bianco il nostro stato d'animo può essere utile poi a calibrarci, a prenderne insomma a prendere un po' le misure con come dobbiamo comportarci. Questa è una cosa molto interessante che lei dice e anche molto utile, che troppo spesso non si fa. Un semplice diario aiuta semplicemente a vedere poi in modo generale quello che è l'andamento di noi stessi, no? E quindi ci dà sempre poi delle informazioni di ritorno e ci dice qualcosa in più, che altrimenti ci sfugge nel vivere la quotidianità. Quindi anche questo, perché no, potrebbe essere un escamotage. Certo. Ma dottore, perché facciamo sempre tanta fatica a chiedere aiuto alle persone, a parlarne? Abbiamo sentito anche prima il telespettatore che ci diceva non ne parlo con gli amici perché mi sento sciocco, mi sento stupido, mi vergogno. Perché abbiamo sempre questo scoglio, questa difficoltà nell'ammettere di aver bisogno di una persona, insomma, di avere la necessità di parlarne quantomeno? Perché vogliamo apparire forti, perché pensiamo che dichiarare una propria fragilità sia come prestare fianco a chissà che attacco mortale. Perché abbiamo il timore di dichiarare che non siamo esseri perfettamente autonomi, ma che tendiamo a funzionare bene in rete. E quindi questo è un punto sul quale a volte la comunicazione, ciò che vediamo nei giornali, le pubblicità, promuovono, ma è una sorta di falso mito. La storia ci ha insegnato che attraversiamo periodi in cui c'è più solidarietà tra le persone e periodi in cui ce n'è meno perché siamo come dei piccoli narcisi, ciascuno che vuole apparire perfetto. Invece è importante il poter chiedere aiuto ed è dimostrato scientificamente che chiedono aiuto più facilmente le persone che hanno avuto una base più solida nella vita.
Forse dobbiamo anche un po' di più lavorare su noi stessi, sulla possibilità di accettare un fallimento, insomma, o comunque la necessità di tirare le somme e capire che cosa possiamo migliorare. Assolutamente sì, accettare il fallimento significa accettare semplicemente anche parte della nostra natura e la capacità di andare avanti. Un fallimento non vuol dire che la persona è fallita, il fallimento è lì, può essere qualcosa che abbiamo pensato, ma non siamo noi falliti del tutto, no? Che questa cosa spesso viene confusa. È un concetto che facciamo fatica a passare anche ai più piccoli, cioè, non vogliamo. da questo punto di vista, insomma, dovremmo fare qualche riflessione. Non vogliamo, invece io consiglio sempre alle mamme e ai papà di far sbagliare i propri piccoli, farli provare, ovviamente senza grossi rischi, e di accompagnarli all'accettare il fallimento, perché quel piccolo lì diventerà più ingegnoso nella vita, sarà più capace di far fronte agli ostacoli. Chiudiamo con un'altra domanda interessante, perché tocca un tema appunto che non abbiamo mai toccato ed è anche, insomma, delicato, e ci è arrivata proprio da un telespettatore o da una telespettatrice che ci dice: credo di essere bipolare, come si può fare per capirlo? Spieghiamo intanto brevemente, insomma, che cos'è il bipolarismo, che tipo di disturbo è. Il bipolarismo è una classe diagnostica che indica quando ci sono aspetti depressivi che si intervallano a momenti di ipomaniacalità, e quindi momenti in cui siamo troppo euforici e rischiamo di commettere qualcosa di scellerato, di poco utile per noi. Viene da una vecchia classe diagnostica che era il disturbo maniaco-depressivo, ora invece è stato chiamato così. Ve ne sono diversi tipi in cui si intervallano più aspetti depressivi o più ipomaniacali, ma diciamo è l'alternanza del troppo euforico o depresso e quindi fermo, immobile. È un disturbo che va diagnosticato ovviamente da un clinico, quindi medico o psicologo che sia, e che è bene trattare perché può mettere anche in seria difficoltà la persona. Quindi invitiamo questa persona a rivolgersi al proprio medico, al proprio psicologo che sia, o fare comunque un consulto specialistico se lui si è riconosciuto magari in qualche descrizione. Ad oggi tutti vanno a consultare il dottor Google, giustamente. Se si è riconosciuto in qualcosa forse è il caso di agire e può trovare sicuramente un grande benessere, una qualità di vita diversa se lo tratta. Con che messaggio chiudiamo la puntata di oggi? Ma viste le ultime cose che abbiamo detto, io direi accettare un po' la nostra natura e cercare di vivere un po' nella socialità e provare ad aiutarsi anche un po'. Quando si vede una situazione di difficoltà in qualcuno, provare a tendere una mano, oppure se abbiamo noi la situazione di difficoltà, fare uno sforzo di chiedere aiuto. Quello farà una differenza perché devia il corso degli eventi verso una risoluzione piuttosto che proseguire verso la sofferenza. Anche perché ansia, stress e umore un po' ballerino, diciamo così, non devono essere visti soltanto negativamente, possono innescare anche dei processi positivi per noi stessi. Questo fa parte della nostra natura e delle nostre giornate. Quindi in parte accogliamo quando sono cose piccole che fluttuano tra il bene e il male, siamo noi. Grazie al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Grazie dottore di averci davvero spiegato, insomma, questi argomenti, questi temi, insomma, con chiarezza come sempre. Grazie a voi di averci seguito da casa, speriamo di avervi tenuto compagnia e di avervi, insomma, raccontato anche qualche consiglio pratico e utile su come affrontare gli sbalzi d'umore. Grazie per averci seguito, arrivederci.